L'iniziativa della giornata della Marcia della Legalità è già al terzo anno, credo, se non vado errato con la memoria. Questa amministrazione, già con il precedente assessore alla pubblica istruzione, oggi io da sindaco e come assessore alla pubblica istruzione, abbiamo voluto riproporla e innovarla un po', insomma, nella modalità. I ragazzi hanno fatto dei temi, una piccola competizione amichevole su temi per la legalità. L'idea nasce dalla volontà di trasmettere alle nuove generazioni il messaggio che a noi è arrivato e per cui eroi siciliani hanno sacrificato la propria vita per combattere la mafia: Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, potrei fare una sfilza di nomi infinita. Abbiamo coinvolto la scuola proprio perché ha un ruolo, come noi delle istituzioni, formativo nei confronti delle generazioni future. Sicuramente per me è stato il momento più emozionante, è stato quando mi sono trovato a fare l'appello di tutti questi eroi siciliani e i ragazzi hanno risposto presente. È un'emozione che non riesco a descrivere a parole, ma che spero di essere riuscito a trasmettere ai nostri ragazzi.